Dopo una lunga sperimentazione sono arrivati a Venezia i taser in dotazione a polizia e carabinieri. Consente a un operatore abilitato dopo un corso di formazione specifico della durata di 5 giorni di essere dotato appunto di un'arma a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che però ha un effetto non tanto di mostrare i muscoli contro una resistenza o una violenza, quanto di avere un effetto dissuasivo. Potrebbe essere una situazione critica in cui abbiamo un soggetto in escandescenza che magari in una pubblica via che è difficile, che non si riesce a immobilizzare. Il soggetto viene immediatamente immobilizzato attraverso una contrazione muscolare causata dagli impulsi elettrici e ovviamente questa immobilizzazione è temporanea, questo lo ricordiamo, e questa temporaneità e soprattutto l'alta intensità ma la bassa corrente di questi impulsi elettrici che fa di quest'arma un'arma non letale. Il taser, disciplinato da un protocollo operativo stringente solo in casi specifici e comunque dopo l'attivazione di step dissuasivi, servirà infatti a garantire sicurezza alle forze dell'ordine nelle situazioni di maggiore difficoltà e di conseguenza ai cittadini. Questo ci consente di operare in tutta sicurezza, garantendo quindi l'immobilizzazione senza che l'operatore possa arrivare appunto al contatto fisico con il resistente. Attualmente abbiamo praticamente un numero molto importante di operatori formati sia della Polizia di Stato che dall'Arma dei Carabinieri. La cosa da comunicare praticamente alla città è che tutte le volanti che controllano il territorio, che su ogni quadrante sono almeno 3 della Polizia di Stato e una dell'Arma dei Carabinieri, sono dotate di pistola taser, quindi tutti i quadranti 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, sia in acqua che a terra saranno coperti da operatori abilitati all'utilizzo del taser. Di cui Venezia è capofila. Comunque progressivamente verrà distribuito anche ad altri comandi della provincia di Venezia, ovviamente quando gli iter formativi e addestrativi del personale si concluderanno.